Le attività in spiaggia sono tornate a Sottomarina nel quadro del progetto di turismo sociale inclusivo nel Veneto che si svolgerà fino al 31 agosto. Il progetto, avviato nel 2017, conta sul contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione della Regione Veneto, dell'ULSS 3 e il forte coinvolgimento del Comune di Chioggia e degli operatori turistici locali che hanno investito nell'adeguamento delle strutture. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Chioggia, Sandro Marangon, ha sottolineato l'importanza di ripartire con iniziative per un turismo veramente inclusivo e sociale, considerando l'attenzione data all'inclusività nella località. Ringrazia quindi l'amministrazione Armelao e gli operatori economici che hanno attrezzato le spiagge per favorirne l'accessibilità. Marangon sottolinea il lavoro svolto fino ad ora e l'impegno ancora necessario per proseguire in questa direzione. Anche Francesca Donà, consigliere delegato alla sanità e rapporti con l'ospedale del comune di Chioggia, evidenzia come la città si confermi una realtà attenta alle esigenze di tutti, capace di coniugare sensibilità sociale e turismo, promuovendo i valori dello sport e della condivisione. Il programma prevede numerose attività, tra cui il beach tennis, la pet therapy, l'uso del SUP. 3 stabilimenti balneari di Sottomarina, la Storia, lo Stella Maris e lo Zanzibar saranno adattati per consentire alle persone con disabilità di partecipare alle attività proposte. L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso un turismo più inclusivo e offre opportunità di svago e divertimento per tutti, contribuendo a creare una comunità più inclusiva ed accogliente. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.